Siamo alla Torre Carlo V di Porto Empedocle per la presentazione del libro La mitica Targa Florio di Dino Caldarera, una manifestazione, quella della competizione automobilistica più antica del mondo, che è da sempre motivo di vanto per la Sicilia sia a livello nazionale che internazionale. Sì, la Targa Florio è la gara più antica del mondo del campionato mondiale sport. Noi vogliamo commemorare e onorare questa manifestazione come anticipo del Giro di Sicilia che si svolgerà prossimamente da giovedì. Giovedì infatti passerà il Giro di Sicilia da Porto Empedocle e ci sarà una sosta. Allora, nell'attesa del passaggio del Giro facciamo questa manifestazione, questo ricordo della Targa Florio, la gara più bella e più antica del mondo. Nel suo libro lei parla soprattutto del rapporto che lega i tifosi siciliani alla storica gara, un rapporto che è soprattutto di appartenenza. Sì, perché è un'idea geniale di Vincenzo Florio quello di creare un circuito aperto al pubblico, con il pubblico che era partecipante, era protagonista, perché tutta la Sicilia si muoveva lungo 1100 km del percorso, prima per il Giro di Sicilia e poi per la Targa Florio, quei 72 km tra le Madonie, sali, scendi, il rettilineo di Bonfornello e tutta la popolazione, tutto il popolo della Sicilia che arrivava a vedere quella gara lì con tutti i mezzi, i treni affollati, autobus, carretti, insomma era tutta la Sicilia in movimento, si muoveva quel giorno, era tutta la Sicilia unita, era il popolo siciliano che si ritrovava unico e solo in un ideale che era quello dello sport, del godere, della comunione di quel momento. Il comune di Porto Empedocle ha accolto l'invito dell'autore Dino Caldarera e ha ospitato la presentazione del suo nuovo libro presso la Torre Carlo V di Porto Empedocle. Un commento a proposito appunto del libro e dell'importanza di presentare un evento del genere nella città empedoclina. Devo dire innanzitutto grazie all'ingegnere Saviteri che ha organizzato questa manifestazione qua alla Torre e mi ha dato l'opportunità di conoscere un empedoclino che da giovane è emigrato via, però rimanendo attaccato a questa terra. E nel momento in cui ha scritto questo libro che parla del Giro di Sicilia, quindi della mitica Targa Florio, ho ritenuto opportuno presentare questo libro a Porto Empedocle. Questo dà il senso della misura di Dino Caldarera che, nonostante manchi da questa terra da diversi anni, ha ritenuto opportuno presentare questo libro qua a Porto Empedocle. Quindi per noi è un onore ospitarlo e penso che in seguito faremo ulteriori manifestazioni insieme, visto che il giorno 5 passerà la mitica Targa Florio, il Giro di Sicilia qui da Porto Empedocle, che rappresenta un'importante edizione, diciamo già storica. Da quanti anni adesso? Da parecchi anni, che dall'89. E come diceva poc'anzi Dino Caldarera, la Targa Florio era dal 1906. Mi sono anch'io documentato, pur non essendo un appassionato di macchine, guardando questo libro e leggendolo, sfogliandolo, mi sono reso conto che c'è un lavoro dietro certosino che fa onore a Dino Caldarera e a Porto Empedocle. Il Giro di Sicilia è in programma per giovedì 5 maggio, ma anche la presentazione di oggi del libro di Dino Caldarera sono un'occasione per promuovere le bellezze dei comuni siciliani e per promuoverne il turismo e la cultura. Allora, grazie all'amico illustre concittadino Dino Caldarera, noi ospitiamo questa manifestazione del Giro di Sicilia di Autostorica da ben 5 anni e ci siamo distinti per l'accoglienza che facciamo ogni anno agli equipaggi provenienti da tutta Italia e anche dall'Europa. Queste manifestazioni di accoglienza hanno un unico scopo, quello di promuovere il nostro territorio attraverso le eccellenze della produzione enogastronomica della nostra zona, e quindi ogni anno diamo ad ogni equipaggio un bag turistico dove mettiamo dentro i prodotti dell'enogastronomia, ma mettiamo anche le brochure della nostra zona, di Porto Empedocle in particolare, della Valle dei Templi, e accompagniamo anche con le brochure
dei vari sponsor. È una manifestazione veramente che ci dà tanto riconoscimento, e quest'anno, dopo ben 5 anni, Porto Empedocle è diventata tappa di arrivo, quindi la prima tappa di questo Giro di Sicilia, Palermo-Porto Empedocle, sosterrà nella nostra cittadina, dove gli equipaggi avranno la possibilità di visitare questo importante monumento storico che è la Torre di Carlo V.